Buonasera, bentrovati. Ultima puntata dell'anno solare di Preview, come al solito le anticipazioni sulla partita del Catania che gioca domani a Benevento alle 18:30, una squadra in emergenza, ma ne parleremo durante l'intera puntata. Parleremo ovviamente anche del Messina che fra poco, anzi è già praticamente in campo contro il Monopoli in questa giornata che si gioca fra oggi e la giornata di domani. Ne parleremo in studio con i nostri ospiti, a partire da Alessandro Settineri. Ciao Alessandro. Buonasera, grazie dell'invito, gentilissimi. Buonasera anche a te e buonasera come sempre al nostro Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti. E poi, insomma, dulcis in fundo, io lo dico sempre, insomma, anche perché dopo di noi chiaramente ci vuole poco, ma in questo caso non è poco, Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao agli amici e alle amiche a casa. Oh, mi raccomando, anche oggi la linea WhatsApp è tutta vostra, commenti, dubbi, perplessità, fate pure, come se fosse a casa vostra. Naomi, io ritorno subito da te perché appunto dicevamo di una giornata particolare con squadre che hanno già giocato, con squadre che sono in campo in questo momento, dunque facciamo il punto della situazione con i primi risultati e la classifica che è maturata. Esatto, partiamo dalle due partite già disputate di questa 19ª giornata di campionato, partendo da Picerno Juve Stabia finita 0-2, mentre Turris Brindisi finita 3-1. Si aspettano domani Crotone e Avellino, ancora Messina Monopoli, Taranto Latina, mentre domenica c'è Sorrento Casertana, Benevento Catania, Foggia Monterosi, Giuliano Cerignola, Virtus Francavilla Potenza. Sono oggi e no, domani. Sono oggi, infatti oggi e domani. Oggi e domani. Mentre tornando alla classifica, infatti non mi tornavo, vabbè, non ti tornavano i conti. Non mi tornavano i conti. Anche perché il 24 di dicembre, insomma. Ma sai com'è? Dissi tempi. Comunque, Juve Stabia ancora in testa alla classifica con 42 punti, seguita da Picerno Casertana a 34, Crotone 32, Avellino 31, Taranto e Benevento 30, Latina 27, Cerignola, Giuliano 25, Catania Sorrento Foggia 22, Turris e Potenza 20, Monopoli Messina 18, Virtus Francavilla 17, Brindisi 14, Monterosi 10 punti. Questa dunque la classifica con gli asterischi, le squadre ovviamente con una partita in meno hanno giocato in 4, ci collegheremo anche con Messina, con il collega Sergio Colosi che ci darà anche gli aggiornamenti della partita con il Monopoli. Allora Alessandro e Gianluca, partiamo da una considerazione, no? È importante la partita con il Benevento per chiudere al meglio l'anno solare per il Catania. È una stagione che è partita onestamente in modo insufficiente per la squadra rossazzurra, ma poi ci si proietta già al mercato, praticamente da domani sera è già mercato per il Catania. Ma intanto credo che il Catania da questo punto di vista stia già operando e quindi abbia le idee ben definite, perché in società credo che abbiano fatto più di un briefing per cercare di capire come poter migliorare questa squadra che aveva aspettative a inizio anno diverse. Esatto. E probabilmente anche le aspettative esterne sono state talmente alte che hanno portato a creare questo disequilibrio fra ciò che realmente oggi si vede. Comunque rimane una società che ha credo le potenzialità per migliorare a questo scotto del salto di categoria. Pur essendo una società strutturata, succede a tutti a volte di sbagliare mercato, situazioni. È successo a molti che in Serie C sbaglino il primo anno, anche il secondo. Tante squadre è successo, credo tante che società. Domenica andiamo, il Catania va con una squadra che a proposito di sbagliare annate, dopo aver fatto benissimo fino alla Serie A, negli ultimi anni ha sbagliato ogni stagione, ora in netta ripresa, ma anche a inizio anno non era partita bene il Benevento, aveva faticato e tanto, quindi la C è un campionato lungo, lavorante, difficile, dove ci vuole tanta ma tanta pazienza. Allora, vediamo quanta pazienza ha ancora Lucarelli di attendere appunto la fine della partita di domani, del 23, perché insomma lui l'ha detto, questa era una data importante per il Catania, ma oggi ovviamente si è concentrato anche su quello che sarà il prossimo futuro, soprattutto la sfida con il Rimini di Coppa Italia che diventa veramente importantissima con l'andata il 24 di gennaio. Sentiamo Lucarelli. Abbiamo questa partita il 24 di gennaio,
che per noi diventa importantissima, no? E il mercato di gennaio è un mercato balordo, perché chi ha i giocatori bravi, in forma, che stanno bene, difficilmente li dà, e te rischi magari di andare a prendere dei calciatori che non hanno minuti nelle gambe, magari sono fuori lista, magari sono poco allenati, e quindi rischi di mandar via dei giocatori allenati che sarebbero pronti per prenderne altri che non sono pronti. E il 24 gennaio hai una gara molto importante, perché potrebbe anche, ovviamente noi faremo il massimo in quella competizione, come dobbiamo fare il massimo in campionato, però potrebbe bastare anche arrivare solamente in finale per aver diritto al terzo posto senza neanche vincerla la finale, no? Se ci fosse Padova-Catania, un'eventuale finale di Coppa, il Padova è già nelle prime posizioni, quindi in automatico te a febbraio sapresti già che disputeresti i playoff da terzo in classifica e avresti 3 mesi per prepararli, che non è un vantaggio da poco. Eh sì, è vero, non sarebbe un vantaggio da poco per il Catania, ma è importante questo passaggio della conferenza stampa da parte di Lucarelli, perché inquadra un tema decisivo. Vado da Gianluca. È vero che il mercato di gennaio è diverso rispetto al mercato estivo, si chiama mercato di riparazione proprio per questo motivo. E allora si cercano dei giocatori già pronti normalmente. È chiaro che è molto difficile trovarli. Dunque, calciatori già pronti o calciatori che possono rendere in prospettiva anche futura, anche del prossimo anno? Guarda, come dice giustamente il mister, fare mercato a gennaio è complicato, è difficile perché chi ce li ha non li cede, e quindi ci vogliono delle risorse economiche importanti, delle offerte importanti per fare muovere un calciatore importante. Il Catania in questo momento ha bisogno di fare mercato, ha bisogno parzialmente di stravolgere quello che è l'organico. Che c'è almeno? Sì, ovviamente sì, quindi non sarà facile. Io mi stupisco, adesso si parla tanto di calciomercato, però la cosa che mi suona strana è che il Catania ancora oggi non ha un direttore sportivo, quindi io credo che sia la figura più accreditata per andare a fare mercato. Ci verrebbe potenzialmente anche più semplice prendere innanzitutto un buon direttore sportivo, uno che conosce veramente la categoria, uno che possibilmente viene da categorie superiori, e lasciare le chiavi di questa macchina nelle sue mani. Credo comunque che la situazione resterà quella che è attualmente, con Lucarelli e Grella che gestiranno questo doppio ruolo, insomma, fra virgolette, uno vicepresidente e manager e l'altro allenatore e manager. Ma credo che sia stata, dalle prime parole che ho sentito di Cristiano, è stato molto chiaro che si è confrontato tanto, quindi credo che abbia anche voluto avere, prima di accettare, un peso decisionale sul percorso da intraprendere, quindi lui è stato estremamente chiaro, punterà tantissimo per la partita del Rimini. Chiunque avrebbe fatto questo tipo di scelta. Per quanto riguarda il mercato, sì, è vero, un mercato difficile, probabilmente trovi giocatori fuori lista, ma a volte trovi anche però giocatori che magari hanno fatto bene e si potrebbero trovare proiettati in una piazza importante come Catania, e quindi da una piccola realtà a una quello che piazza... è successo a qualche giocatore, esatto, a qualche giocatore anche della rosa attuale. Fra parentesi, se 5 o 6 giocatori vuoi prendere, perché di questi numeri si parla, 5 o 6 giocatori devi cedere, perché poi nella lista quelli ne devono entrare. No, questo, io penso che prima si soffermeranno tanto anche sulle uscite, in modo tale da avere un mercato ben definito, cioè tu fai delle uscite in modo tale che riesci a incastrare per bene. Quello diceva Lucarelli che il tema del 24 diventa decisivo, perché devi riuscire a farlo prima a determinate esatto, mosse, è chiaro, sia in uscita che in entrata. Non solo, non puoi, sai che non puoi, è una partita che devi cercare di non sbagliarla, perché ha una valenza durante la stagione che è totalmente diversa da una partita di campionato che puoi sbagliare.
sai che è decisiva, sai che ti può precludere in positivo o in negativo una stagione. Quindi ci stanno lavorando tanto. Non credo che sarà però il mercato basato solo su questa data, a mio avviso. Credo che si faccia un discorso a ampio raggio di raggiungere comunque i playoff che hanno una forbice ampia, dove tu cercherai la migliore posizione qualora non ti dovesse andare bene, quindi non si può soffermare il mercato per una partita. Vedremo cosa succederà. Intanto io ricordo che la trasferta non ci saranno i residenti in provincia di Catania, trasferta vietata per i tifosi rossazzurri, praticamente per Benevento. A proposito di tifosi, di social, di messaggi, voglio tornare da Naomi per sentire un po' il polso attraverso appunto la comunità social. Esatto, e soprattutto a proposito di divieti di entrare allo stadio per quanto riguarda i tifosi, c'è un bel meme del nostro caro grosso Pelligra, e quindi con l'aiuto della nostra regia vi faccio vedere un solito meme pubblicato dalla pagina 426. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse. Saro, che si era fatto anche questo mese 20 ore di volo solo per vederla. Bene, adesso invece leggiamo qualche WhatsApp, qualche messaggio WhatsApp. Si parla tanto di mercato, di gennaio, di queste presenze allo stadio che fanno pensare che potrebbero essere nuovi acquisti. Scrivono: ora io dico, già questo nuovo acquisto che vogliono fare, da quanto tempo è fermo? Che senso ha che prendiamo uno a cui la palla ci pare una cotoletta fritta roionno prima? Domanda lecita. Ancora, comunque speriamo anche per che... come è posta, sì, concordo, esplicita quelle che sono le esigenze del pubblico. Comunque speriamo che nel mercato di gennaio si tenga conto dello stato d'uso dei giocatori che prendiamo, perché se facciamo il mercato dei pezzenti con le briciole della Serie C, col cavolo che mangiamo pasticcini a maggio. Il Catania necessita di punti, altrimenti si trova nella zona retrocessione. Altro che finire in bellezza, cerchiamo di salvarci e il prossimo anno si vedrà. Juve Stabia più 20, così per ricordarci per dove ricordarci, visto che giustamente hai letto la classifica anche poco fa, Nomi. Andiamo a sentirlo ancora Lucarelli, che parla di Cicerelli, che insomma sappiamo che si allena già col gruppo, e un po' fa l'identikit di ciò che serve. Sentiamolo. Però ovviamente, ripeto, gennaio è un mercato particolare nel quale dobbiamo stare attenti intanto a mettere i giocatori giusti e poi soprattutto allenati e che hanno giocato fino a quel momento, e questo ovviamente è difficile, perché se poi il nostro database di ricerca tiene anche in considerazione il fatto che, come ho sempre detto e come sempre sosterrò, che questa non è una piazza per tutti, e quindi per i nostri obiettivi si riducono drasticamente, no? Negli ultimi anni ha disputato e vinto campionati e disputato i playoff di Serie B per andare in Serie A, quindi un giocatore abituato a giocare in piazze importanti, calde. Noi riteniamo che una volta rimesso in pista, giocato a Reggio Calabria, giocato in tutte le piazze, Salerno, insomma, quindi noi pensiamo, è un giocatore ancora giovane, che è stato fuori lista alla Lazio fino a questo momento, ma ci sta che è un giocatore che per lo più ha passato la sua carriera tra la C e la B, possa stare fuori lista a una squadra importante come la Lazio. Per noi è un'opportunità e questi giorni continuerà a allenarsi. Se riterremo che tutte le cose sono a posto, può essere un rinforzo di prospettiva. E questo dunque per ciò che concerne Cicerelli. Vi ricordo anche che in giornata è stato diramato il calendario per quanto riguarda le giornate dalla seconda alla nona di ritorno, con il Catania che avrà ancora 3 turni in serale, cioè alle 20:45, compresa la partita del 18 di febbraio con la capolista lanciatissima, possiamo dire Juve Stabia. Trovate tutte le indicazioni sul sito La Sicilia Web, dove trovate insomma le indicazioni del calendario proprio fino alla fine di febbraio. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare ancora di mercato del Catania, ma soprattutto per proiettarci alla partita di domani al Vigorito. A fra poco.
Riprendiamo con la nostra preview, intanto vi diamo qualche aggiornamento dai campi con il Latina che sta vincendo in casa del Taranto 1-0, con l'Avellino che sta vincendo in casa del Crotone 1-0 e poi Messina Monopoli 0-0, ma ne parleremo con Sergio Colosi durante la nostra trasmissione. Allora, abbiamo parlato di Lucarelli per quanto riguarda il mercato, andiamo a sentirlo invece per ciò che concerne la partita, perché insomma ci proiettiamo a questa partita del Vigorito che comunque è tanto attesa per tentare di chiudere al meglio questo anno solare e il girone d'andata, e perché comunque il Catania ci arriva, ne parleremo dopo, in situazione abbastanza, anzi senza abbastanza, d'emergenza. Sentiamo Lucarelli. Della nostra crescita che ci deve essere e che deve essere costante, ovviamente quello che dobbiamo fare è cercare di migliorare a livello realizzativo negli ultimi 20 metri. Se si fa questo ovviamente diventa tutto più facile. Abbiamo cercato più che altro di recuperare forze. Purtroppo ci sono stati altri 2 infortuni di giocatori che non saranno disponibili per domani, che sono Bocic e Mazzotta, che quindi non saranno disponibili domani. Domani avremo 16 giocatori in movimento che bastano, perché tanto con 5 sostituzioni più di 16 non giocano, quindi fosse stato 15 già era una sostituzione in meno, ma 16 va bene, più 3 portieri di cui uno è fuori lista, quindi 18 puliti. Oh, ci scherza un po' su Lucarelli, dice giustamente, insomma 16 giocatori di movimento gli bastano per fare i 5 cambi. D'altro canto in effetti il Catania ha convocato 19 giocatori, appunto 16 di movimento e 3 portieri. È vero che ci scherza un po' su, però Alessandro non è una situazione facile considerando come ci si arriva. È vero che il Benevento non è che sta molto meglio del Catania in questo momento, però la situazione del Catania non è facile. No, credo che bisogna gestire al meglio il momento, come ha detto finora il mister, però ha anche sottolineato che non è un attenuante, specificando che comunque va bene in questo momento quelli che ha a disposizione, andranno a fare la loro partita. Io credo che anche da un punto di vista fisico ci sia stato un cambio anche nel modo forse di lavorare rispetto al prima, perché mi è capitato di vedere delle squadre un po' diverse da questo punto di vista, e magari probabilmente qualche infortunio può nascere da un cambio di questo genere. Ma questo ovviamente è tutto da verificare. Potrebbe nascere da questo, però il Catania ha comunque degli elementi che gli altri non hanno e che credo che se sono in giornata ad oggi rimangono un valore aggiunto per il Catania. Con Gianluca fra poco andremo a vedere come è cambiato un pochettino il Catania di Lucarelli, lo vedremo attraverso anche una grafica sui passaggi filtranti, lo anticipiamo, ma diceva Alessandro di un Catania che è cambiato, lo vedremo proprio anche dalle nostre grafiche fra pochissimo. Sì, il Catania è cambiato. Io non sono così ottimista come Alessandro, perché comunque parliamo di una squadra in difficoltà a livello numerico. Perché... Ho sottolineato che è in difficoltà, però ovviamente cercano di darsi il massimo dell'ottimismo. No, dico in difficoltà perché vai a fare una trasferta con 16 giocatori, hai 5 cambi, è vero, ma non sono 5 cambi forzati. Ecco, bravissimo. È una squadra che è a 4 punti dalla zona play-out, quindi io non la vedo personalmente così idilliaca. Non sono nemmeno convinto che i calciatori del Catania siano così fuori serie per questa categoria. Non lo sono, perché siamo a dicembre e io valori così importanti non ne ho visti. È chiaro che adesso con l'avvento di mister Lucarelli il Catania ha cambiato pelle, gioca più per fare gol, più per cercare di portare punti. È una squadra che va aiutata col mercato, è importante, lo staff tecnico è di assoluto livello, perché insomma non si può discutere lo staff tecnico come quello che c'è il Catania, però è una squadra in questo momento in difficoltà, perché lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, lo dice la classifica, che è la cosa più pericolosa, e quindi va aiutata. Naomi, torno da te.
messaggi, credo, dei nostri telespettatori. Sì, partiamo da questo. Scrivono: praticamente lunedì c'era Lucarelli che tra le righe ha detto: voglio evitare di rovinare l'umore della squadra, ma questa non è la mia squadra e fosse per me giocherei con la squadra della parrocchia San Luigi. Questa interpretazione, ne alziamo le mani. Questa è sempre un'interpretazione, ovviamente. Personalissima. Anche perché Lucarelli è tornato, ti interrompo un attimo, è tornato un po' sui suoi passi oggi, ha detto: le dichiarazioni a caldo che ho fatto le riformulo un pochettino sulla base del fatto che rivedendo la partita ho cambiato alcune idee. Naomi, torno da te. Sì, vabbè. Comunque, scrive ancora: se si vuole partire forte a gennaio, i nuovi innesti già dovevano essere a Catania, come Cicirelli. La vedo dura, scrive Salvo. Ragazzi, notizie dell'ultima ora: se andate in farmacia e presentate il biglietto delle partite del Catania, vi danno in omaggio un Malox. Picchi ci facciamo bene per come ci si contorce lo stomaco per ogni partita. L'ultimo messaggio che è per Marco. Scrivono: Marco, domani fammi un favore, se vedi che cominciano a giocare male facci un segnale, decidiamo stasera, tipo ti tocchi il naso e noi cambiamo canale, per favore salvaci da questa sofferenza. Anche perché se io mi tocco il naso, considerando che ho un naso importante, diciamo si può capire. Vince subito. Allora andiamo a vedere le statistiche a confronto della partita fra Benevento e Catania. Ci siamo concentrati sulla situazione legata ai gol. Ricordiamo che sono statistiche legate alle ultime 5 partite, con il Catania che, come vedete, ha segnato più del Benevento, che non segna nelle ultime 3 partite, praticamente non ha mai segnato. E poi, Gianluca, c'è un dato importante relativo ai gol subiti dal Catania e a quelli che avrebbe potuto subire, che sono l'ultimo dato che leggete. Sì, l'XG against non è altro che la probabilità di gol che Catania in sostanza doveva subire durante le partite. Erano 3.51, ne ha subiti 6. Quindi quando si parla, ho sentito dire che il Catania... Oggi sì, Lucarelli ha parlato di una difesa che sicuramente è vero nei numeri, una difesa che prende pochi gol, anche se c'è una percentuale abbastanza importante, sì, no, perché è un dato tirano di una fatto. volta in porta gli avversari e fanno gol 1 o 2. Infatti è un dato di fatto che il Catania ha la seconda migliore difesa del torneo, però nelle ultime 5 gare il Catania ha preso 6 gol, quindi diciamo 2 mezzo in più di quello che doveva prendere, e quindi è un dato allarmante che va tenuto sotto controllo sicuramente. Per quanto riguarda le altre statistiche, ok, se facciamo il confronto col Benevento, il Benevento sta peggio, noi guardiamo a casa nostra e quindi anche nell'XG, nei gol attesi, il Catania è un tantino sotto. Un Benevento che ha avuto un crollo, onestamente, ti interrompo un attimo Gianluca, anche in base alle situazioni che sono successe fuori, col discorso legato al calcio scommesse, con alcune situazioni legate all'anno scorso, lo ricordiamo per quanto riguarda il Benevento, sono indagini di 4 giocatori della scorsa stagione, uno è nella rosa attuale, è stato fermato dalla società, per cui insomma su questo, stiamo parlando di Pastina, su questo è indubbiamente un punto di rilievo importante per quanto riguarda il Benevento. La debacle dell'ultimo mese non dipende solo da questo, ma certo ha influito. Probabilmente ha influito, però sui dati sui report di Gianluca c'è da attenzionare che comunque è una squadra che ha una capacità superiore di creare azioni pericolose. E ora lo vedremo che sarebbe l'X goal. Sì. Ma è anche un dato da attenzionare. L'ultimo dato, come abbiamo analizzato sul Catania, che probabilmente nelle ultime partite ha subito di più, ma se guardate il dato del Benevento è molto più alto, cioè la capacità di concedere azioni gol, e comunque credo che i report che vengono dall'analisi delle analisi devono essere sempre contestualizzate, quindi non è estremamente dargli estremamente valore, ma cercare di capire anche sul calcolo che viene fatto. E quello che ha fatto anche Lucarelli, che appunto analizzando la partita, come abbiamo detto prima, quella col Sorrento, è arrivato a considerazioni diverse rispetto a quella che aveva fatto dopo la gara stessa. Ma capita che un allenatore abbia una visione diversa nel momento in cui la stai vivendo, magari rivalutandola con tutto lo staff, col match analyst e con altre persone, probabilmente i dati dicono delle cose diverse. Andiamo a vedere 2 grafiche, una dietro l'altra, sempre con Gianluca, una legata al Benevento e una legata al Catania. Questo
questo è il recupero possesso palla del Benevento con un dato facile da leggere, quello appunto della zona dell'area di rigore, ma soprattutto in prossimità dell'area di rigore, la famosa zona 14 che ormai conosciamo benissimo e che analizzeremo anche dopo parlando del Benevento. Gianluca, lì il Catania può far male. Il Catania può fare male perché gioca con 3 sottopunte, loro in quella zona là hanno delle difficoltà, la statistica dice proprio che sono nella media sotto, nel recupero della palla, recupero del possesso palla, sono sotto la media della categoria insomma, della Lega Pro, e quindi è una situazione che va, a mio avviso, va sfruttata. Quindi quando si parla poi di partite viste e riviste da parte dei tecnici, è chiaro che quando dai un occhio alle statistiche vedi il DNA e sai in maniera molto più celere e più veloce cosa andare a guardare quando ti vai a rivedere la gara. A proposito di DNA, andiamo a vedere la prossima grafica che parla del DNA diverso del Catania, ne parlavamo prima, no? Durante la prima parte della trasmissione. Ecco, guardate quest'altra grafica, tutte le parti in blu. Vale a dire che le percentuali del Catania nei passaggi filtranti in quella zona di campo sono superiori rispetto alla media del campionato, o tendono verso la media superiore del campionato. Sono tante zone di campo, come vediamo. Sono tante, e anche queste scoprono un attimino il Catania. Allora, intanto abbiamo iniziato a verticalizzare con l'avvento di Lucarelli ed è evidente. Quelle zone sono zone di campo dove il Catania verticalizza, una verticalizzazione in percentuale più alta di tutto il campionato di Lega Pro. Le zone che non sono evidenziate in blu è la zona a destra dove c'è Chirico che non verticalizza mai, assolutamente. Viene sempre, ne parleremo. Viene sempre dentro. Parliamo della zona centrale di difesa, ok, ci può stare perché là la palla è Quaini che se la va a prendere, va bene. Parliamo dell'out di sinistra dove Mazzotta effettivamente non è il Mazzotta che conosciamo noi, è un attimino in ritardo come condizione. Mi sorprende un po' la zona di centrocampo esterna a sinistra, però nel complesso è quello che ti dicevo io, è il DNA del Catania in fase di possesso, è proprio questo. Chiudiamo queste grafiche che vi facciamo vedere con la situazione invece legata ai tiri in porta. Poi subito dopo questa grafica voglio andare da Sergio Colosi a Messina, perché ci fa il punto della situazione del Messina, Alessandro. Se la puoi sì, rimettere, questa secondo me, quella precedente. Quella precedente. Nel lavoro che ha fatto Gianluca c'è da evidenziare anche le caratteristiche dei calciatori che utilizza il Catania. Nella zona di sinistra ha un giocatore di corsa, quindi che probabilmente attacca molto, parlo della fase d'attacco, che ha molta più propensione ad attaccare lo spazio. Dall'altra parte nella fase di destra c'è Chirico. Chirico che viene quasi dentro o comunque si innalza alto in quel 23,5. Nel 23,5 diciamo partecipa anche Chirico. Tante volte il Chirico che viene dentro il campo a iniziare la prima azione col cambio gioco, che ormai è diventato una costante di una delle soluzioni del Catania per andare dal lato opposto. È un'idea giusta quella che ha. Io ho visto inquadrato Sergio Colosi, dunque voglio andare subito da lui al Franco Scoglio. Sergio, 1-0 per il Messina con il Monopoli, ci confermi? Sì, buonasera Marco, buonasera proprio così, 31 minuti e mezzo di gioco, 1-0 per il Messina. Il gol lo ha realizzato al 20° minuto Domenico Franco con una conclusione di sinistro su un assist davvero bello da parte di Ragusa, fin qui migliore in campo. Era stata una partita equilibrata nei primi 15 minuti, al 10° tentativo del Monopoli con Viteritti e palla alta sulla traversa, poi al 13° un'occasione per Ragusa con una conclusione con parata di Perina, e poi l'assist vincente di Ragusa per Franco che ha realizzato il gol del momentaneo 1-0. Ricordiamo che il Messina, qualora dovesse vincere, raggiungerebbe quota 21 punti in classifica, lasciando a 18 proprio il Monopoli, e si allontanerebbe comunque dai play-out, e sarebbe davvero un ottimo risultato tenuto conto che 4 settimane fa invece rischiava l'ultimo posto. È un Monopoli in crisi con 4 sconfitte consecutive, questa potenzialmente potrebbe essere la quinta, mentre il Messina, lo ricordiamo, è reduce da 2 vittorie e un pareggio. Non è stato convocato Ferrara, una notizia di mercato, è andato praticamente, si è accordato con l'Andria in Serie D, per cui Messina che tornerà sul mercato anche per quanto riguarda i centrali. Un Messina anche che deve rinunciare a 2 attaccanti oggi, Mausso e Plescia. Dall'altra parte manca Ammellile, una partita comunque piacevole
circa 3.000 gli spettatori sotto un'acquazzone comunque costante. Se non ci sono domande ti restituisco la linea, Marco. Grazie Sergio, ci ritroviamo nell'intervallo, così ci farai il punto della situazione sempre dal Franco Scoglio, fra poco con te, e io vorrei tornare alle grafiche, alla partita fra Benevento e Catania, per vedere questa invece dei tiri in porta. Faccio parlare subito Gianluca che racconta che cosa guardando il Catania, è abbastanza evidente, no Giallo? I gol sono di più, anzi i tiri in porta sono di più nel secondo tempo, anche in questo caso stiamo parlando delle ultime 5 partite. Sì, è evidente, chi conosce il Catania, il sistema di gioco del Catania e il modulo sa che può succedere, perché è una squadra che verticalizza tanto e nella prima frazione di gioco le squadre avversarie comunque sono più attente, più compatte ed evitano questa verticalizzazione. È chiaro, e quindi il Catania arriva meno ai tiri in porta, e nella seconda fase le squadre magari si aprono in virtù anche dei risultati, della stanchezza, c'è meno attenzione e riusciamo ad arrivare più al tiro in porta, mentre per quanto riguarda quelli del Benevento invece si ha sostanzialmente una costante nei tiri in porta nell'arco dei 90 minuti, perché poi, come vedremo in analisi, il Benevento attacca veramente con tanti uomini. Tanti giocatori, e dunque arriva alla conclusione ovviamente in modo più razionale, diciamo fra virgolette, durante tutto lo sviluppo della partita. Andiamo ad analizzare invece il Catania attraverso le nostre clip con, ne parlavate prima, il nostro Chirico, croce delizia, nel senso un giocatore sicuramente di qualità, un giocatore però che quando è arrivato Lucarelli sembrava giocare un pochettino di più per la squadra o con la squadra. Ultimamente ha mostrato nuovamente, insomma, certe volte incaponirsi in azioni personali. Gianluca. Sì, le azioni che ho voluto prendere di Chirico sono proprio queste. Io da analista non riesco a concepire un'azione del genere. Hai sempre la sovrapposizione sull'esterno, è una situazione di assoluto vantaggio e quindi la devi sfruttare, perché oggi avere in fase di possesso un vantaggio dentro l'area di rigore è quasi impossibile. Tu ce l'hai, invece continui a fare sempre la solita giocata. Io non la voglio contestare, non la voglio criticare, perché ci ha fatto una carriera con questa giocata, però la fattibilità di questa giocata, cioè la possibilità di arrivare al gol, quest'anno è quasi zero, quasi nulla, e quindi credo che sia più logico andare a premiare una sovrapposizione, già che giochi con i terzini. Prima di far commentare Alessandro, vorrei far vedere l'altra, che è ancora più evidente, no Gianluca? Sì. Di quello che tu dicevi. Eccola qua, in questo caso ha una doppia sovrapposizione, lasciando perdere lo scarico verso il centro, l'appoggio, cioè qua addirittura si va a cercare il tiro da, credo siano 35 metri o poco più, utilità pari a zero, a mio avviso. È chiaro che poi io non credo che ci sia una situazione di gioco codificata con due sovrapposizioni sull'esterno, fra l'altro liberi, ok, e non gli sia data la palla, cioè non è concepibile una cosa del genere, a mio avviso. Alessandro. No, anche perché i due movimenti senza palla che si vedono oltre al venire dentro il campo di Chirico, la mezzala che viene a prendere campo in mezzo, cioè all'esterno, e comunque il terzino che va a sostegno, sono due movimenti che tutti vorremmo che facessero, ma credo che più che questo è emblematico, perché succede spesso in partita a volte che ha questa tendenza a cercare la porta, e come si è vista dalla prima slide, quella sovrapposizione dentro area cambia. Quando si parlava di porzione di campo, quando più ci si avvicina, quando la fai più a 30 metri dalla porta diventa diametralmente diverso. Okay. Quelle porzioni di campo che prima diceva Gianluca hanno un rapporto diverso. Avere un'opportunità del genere dentro area, quindi nella zona di finalizzazione, diventa molto più complesso. Avere una palla del genere, soprattutto in corsia, sul calciatore che ti viene da dietro, certo, che a gamba, questo ha questa tendenza, però rimane un giocatore, a mio avviso, che se valorizzato, non mi dite come, sì, perché il compito come lo deve sapere Lucarelli. Non è esatto, però dico, ha giocate importanti, ci si appoggia molto, però è diventato anche molto leggibile, cioè molte squadre. Ricordo il Taranto, Taranto quando è venuto qua Capuano,
in modo preventivo, quindi Certo. al primo scarico che riceveva il nostro calciatore, aveva una doppia marcatura che gli impediva uno che lo accompagnava e l'altro che gli chiudeva il campo dentro, quindi a priori il calciatore doveva obbligatoriamente giocare scarico dietro, quindi oggi è diventato anche di facile lettura per chi questa situazione lavora di Chirico, durante la è settimana, vero. sanno che probabilmente su 10 giocate 7 Sono andranno verso il centro del E campo. infatti non fanno marcatura preventiva sulle sovrapposizioni, sono sempre liberi i giocatori che fanno Guarda, perché tanto lo sanno che non la Qui danno. potrebbero sfruttarla questa è emblematico questa cosa situazione perché accade. è stato così evidente che pur giocando a 3 il Taranto di Capuano ha mandato la mezzala assieme al quinto a fare questo lavoro su di Chirico. lui, in modo tale che infatti non ha giocato perché non aveva mai una palla pulita, o se ce l'aveva doveva giocare obbligatoriamente a Mi scarico dietro. appassiona molto questo tema dico, su Chirico, ma è giustissimo Chirico, perché è un giocatore qualsiasi calciatore importante, è chiaro. che ha questo tipo di giocata. Fase di possesso, abbiamo visto, andiamo alla fase di non possesso, invece andando a vedere il gol subito dal Catania contro il Sorrento, oggi Lucarelli ha detto quasi quasi De Francesco ha esultato 4 secondi dopo perché non ci credeva neanche lui di aver segnato da 31 metri, ma ci sono degli errori. Ma errori ce ne sono tanti. Innanzitutto io non riesco a concepire una palla libera così e nessuno va ad attaccare il centrocampista dell'avversario, quindi la difesa è troppo schiacciata, troppo in linea, non è una giocata veloce, quindi inizialmente non è una giocata veloce, è una giocata assolutamente leggibile, là bisogna essere cattivi, arrivare in tempo, arrivare a contrasto, disattenzione e molta pigrizia in fase di non possesso. E c'era stato un preludio al gol, 10 minuti prima, non è un'azione uguale, ma per certi versi potrebbe essere simile, da una sovrapposizione a sinistra è arrivata la palla alla Monica, andiamo a vedere l'altra clip, con l'allarme che ci poteva essere per la difesa del Catania che poi si è tramutato nel gol del Sorrento. Sì, anche questo, il preludio al gol, anche là una palla sporca messa dietro dalla difesa del Catania, quella zona è inconcepibile che sia libera perché sono già loro molto alti, c'è un 2 contro 1 sull'esterno, quindi bisogna essere un po' più attenti. Quando ti parlo di pigrizia mi riferisco a questa situazione qua, cioè non puoi arrivare poi sulla palla con 3-4 secondi, lui parlava il mister di 4 secondi di ritardo per esultare il giocatore, ma i giocatori del Catania sono arrivati con 4 secondi, di ritardo nel per arrivare a capire insomma che giocata si stava per sviluppare. Allora, dobbiamo verticalizzare come prova a fare il Catania con Lucarelli, chiudiamo qui la seconda parte, ci ritroviamo fra pochissimo per andare ad analizzare più da vicino invece il Benevento, che è l'avversario del Catania nella prossima partita, fra poco. Riprendiamo terza parte della nostra preview, intanto vi do qualche aggiornamento dei campi dove si gioca, siamo pressappoco alla fine del primo tempo, a Crotone l'Avellino ancora in vantaggio, 1-0, 1-1 invece fra Taranto e Latina, ancora 1-0 fra Messina e Monopoli, praticamente sono i minuti finali della prima frazione di gioco. Il Benevento, allora andiamo a vedere in grafica le ultime partite del Benevento per farci un po' l'idea. Benevento, lo ricordiamo, prima di queste partite perse, che ne vedete tante in questa grafica, sono le ultime 5, di queste 5 ne ha perse 3, ne aveva persa una sola all'esordio in campionato contro la Turris, poi era arrivato una buona striscia di risultati positivi e poi appunto la sconfitta di Monopoli, la vittoria interna con il Monterosi, la Juve Stabia che si è imposta sul Benevento, la sconfitta interna con l'Avellino e lo 0-0 di Latina nell'ultima partita con i 0 gol fatti negli ultimi 270 minuti di gioco. L'allenatore del Benevento è giovanissimo, classe 1989, si è messo in luce nella Pro Sesto nell'anno scorso tanto da avere la chiamata di questa squadra certamente con ambizioni diverse rispetto alla Pro Sesto, ha incominciato bene come detto, invece adesso è in fase calante ed è a rischio, mi dicono anche alcuni colleghi di Benevento, è a rischio, insomma se fa male la partita col Catania rischia di saltare il buon Matteo Andreoletti. Il giocatore
più rappresentativo. Abbiamo scelto un giocatore che insomma si conosce, esatto, si conosce qui a Catania, vale a dire Alessandro Marotta, abbiamo detto ex poco amato, insomma, qui dalle nostre parti, stagione 2018-2019 con 37 presenze e 10 gol. Per Marotta ne ha fatti 2 fino a questo momento con il Benevento, 37 anni per lui, l'anno scorso è stato determinante, insomma è stato importante per la salvezza del Giuliano e ora questa opportunità, doveva partire in panchina e invece praticamente le sta giocando tutte da titolare. Questo per ciò che concerne Marotta. Andiamo a vedere più da vicino invece come gioca il Benevento e soprattutto dove il Catania può colpire. Partiamo dalla famosa zona 14 che Naomi ormai conosce alla perfezione, su cui ci può illuminare. Vuoi farlo tu, Naomi, il punto tattico? No, veramente lo volete? No, non penso. Andiamo da Gianluca con la famosa zona 14 che abbiamo detto insomma è quella zona lì davanti all'area di rigore, no? Sì, sì, è una zona che loro coprono poco, perché anche nella fase di possesso poi vi farò vedere come il Benevento attacca veramente con 8-9 uomini, e quindi quando subisce una ripartenza veloce, quindi la squadra avversaria esce con un palleggio veloce in quella zona, che è la zona più pericolosa, non riesce a trovare gli uomini per poterli contrastare. Ecco, che ne so, per intenderci, il classico play davanti alla difesa. Si trovano spesso in inferiorità numerica nella fase difensiva, quindi parlo della linea difensiva, in questo caso sono a 3, ma molto spesso accettano l'uomo contro uomo dietro, e quindi è una situazione che subiscono veramente tanto. Situazione che possiamo rivedere anche nella clip successiva, tanto per insomma rimarcare ulteriormente questo problema. In questo caso è la partita con il Monopoli, stessa partita, hanno fatto stesso la fortuna problema di Starita, giocava in quella zona, è riuscito a fare 3 gol. Anche qua si fanno attirare troppo dalla palla, ma sostanzialmente perché sono pochi, quindi vedi qua hanno l'1 contro 1 sugli esterni, poi dentro area il 2 contro 2, addirittura l'altro si staccano un attimino, e quindi su una palla sporca di rimbalzo, su una seconda palla, l'attaccante riesce a fare gol, ma la zona è sempre quella, quindi bisogna sfruttarla con una sottopunta, con un inserimento di un esterno. Comunque è una zona di campo che va sfruttata. Zona di campo che va sfruttata. Andiamo a vedere invece, andando subito alla clip numero 8, lo dico per la nostra regia con Roberto Stramondo e Angelo Pandolfo, oltre a Ottavio Longo, andiamo a vedere che cosa succede insomma nella manovra offensiva invece del Benevento, con tanti giocatori che partecipano a questa manovra offensiva. Sì, Marco, passaggi corti, perché negli ultimi 30 metri sono veramente tanti, quindi 9 uomini, in altre situazioni se escono molto veloce con la palla sono in 8, quindi questo significa che hanno una rete di passaggi, una ragnatela di passaggi importanti, è tutta gente di categoria, gente pericolosa, e credo che sia poi un po' croce e delizia del Benevento di quest'anno, perché giocano così, sono spregiudicati, hanno un po' di arroganza tattica, e poi molto spesso nelle ultime partite la stanno pagando con delle ripartenze veloci, quindi bisogna stare attenti. Una situazione, Alessandro, che appunto se il Catania sa sfruttare, magari recuperando palla in questa zona di campo, può anche rilanciarsi. Allora, il Benevento ha un concetto che è quello della gestione della palla, e quindi quando una squadra decide di gestire palla e quindi portare tanti uomini, accetta anche di giocare dei duelli difensivi. Probabilmente nella prima parte di stagione è andato tutto bene, ora magari un po' meno, però non credo che possano cambiare come idea, perché è un imprinting ormai ben definito che è quello. E quindi però c'è da sottolineare che la capacità di palleggio comporta far muovere tanto il Catania e probabilmente creare spazi, quindi il Catania da un punto di vista difensivo deve essere bravo a cercare di ridurre il più possibile lo spazio di recupero palla, a mio avviso, e probabilmente si troverà in situazioni che potrebbero diventare situazioni positive, in cui si trovano dei duelli 1 contro 1 come descritto prima, perché probabilmente la linea viene spezzata tante volte
per la Inevitabile. costruzione iniziale, quindi al recupero palla il Catania si accettano questi duelli uno contro uno, che sono di solito delle squadre che fanno del possesso palla la loro arma, diciamo, in positivo. Decidono, che poi diventa. esatto, Come in decidono, tutte le medaglie ci sono tipo, due facce, il no? difensore, il difensore dovrebbe fare il difensore, quindi nei duelli uno contro Sai, uno. ma là io, se mi posso permettere, è anche un discorso che nelle ultime gare tu continui ad attaccare con 8-9 giocatori negli ultimi 30 metri dell'avversario, non fai gol, perché nelle ultime 5 partite ne hai perse 3, hai fatto solo 2 gol, forse è il momento di darti una ridimensionata, dico a livello più che altro tattico, trovare, Perché allora, io credo che l'idea di gioco non gliela cambi oggi. quello è il problema. L'idea di gioco non la può. Oddio, ci ha provato perché alcune volte ha messo Ciciretti dietro. Puoi variare, cioè però non c'è in questo periodo. creare delle soluzioni alternative o cercare di capire se magari può funzionare variando un minimo, ma l'idea è quella. Oggi sarebbe ancora più deleterio. Rivoluzionare, modificare immaginate anche perché che abbiamo giocano capito, tutte sulle seconde abbiamo palle, è una squadra che non capito sarebbe... Alessandro che appunto c'è anche questa situazione di difficoltà per quanto riguarda la guida tecnica. È chiaro che se cambiasse a quel punto cambierebbero le cose, senso, perché nella eventuale scelta di un tecnico o si continua sul percorso che si è intrapreso, ovvero un allenatore oppure visto che c'è il mercato di gennaio probabilmente anche loro là infatti opteranno per una soluzione diversa. Voglio andare da Sergio Colosi perché Sergio è successo qualcosa proprio nei minuti finali del primo tempo della partita del Franco Scoglio, vero? Ciao di nuovo. Sì, precisamente nel primo dei 2 minuti di recupero c'è stato il pareggio del Monopoli realizzato da Starita sulla fascia sinistra d'attacco del Monopoli, dunque destra difensiva del Messina, l'inserimento di Borrello che ha verticalizzato per Starita che ha approfittato della tattica del fuorigioco che non è riuscito al Messina, si è inserito bene, poi ha superato Fumagalli che non prendeva gol da 3 partite e mezza con un tocco molto volato nella sua sinistra, non ha potuto nulla il portiere del Messina, per cui il parziale chiusura di primo tempo è di 1-1 tra Messina e Monopoli. Ricordiamo il vantaggio del Messina al 20° del primo tempo con Franco, un risultato che in questo momento consentirebbe alle due squadre di fare un passettino in avanti e raggiungere entrambe quota 19. Grazie Sergio, ci risentiamo a fine trasmissione nostra per avere gli aggiornamenti, come sempre, come stai facendo benissimo fino ad ora, in tempo reale su quello che succede al Franco Scoglio. Io invece torno da Naomi ancora per qualche messaggio. A te Naomi. Iniziamo col messaggio di Giuseppe49 che scrive: secondo me gli unici calciatori disponibili, in tutti i sensi, bravi e preparati, sono i leader delle squadre primavera di Serie A. Il resto è come dice Lucarelli. Poi, ma com'è possibile che la Casertana, costruita in 2 settimane, sia altissima in classifica e noi stiamo soffrendo così? Ancora, Chirico si è rivelato un acquisto dispendioso e a tratti poco produttivo, perché le sue giocate risultano una volta su 10. Fantasista sì, imprevedibile non lo so solo che una squadra che ambisce ai vertici, o meglio ambiva ai vertici, non può stare a speranza del colpo di genio della lampada. Poi ancora, Gianluca, questo è per Gianluca, non capisco se la tua espressione di stasera sia dovuta alla disapprovazione delle scelte societarie oppure magari ti sei semplicemente calato mezzo chilo di bastardi affogati e non stai bene. Il pubblico si preoccupa per te, rispondi. Giustamente, ha ragione, insomma, ha ragione. L'ultimo messaggio chiudiamo con questo: ma poi dico io, un rigore, signore onnipotente, ma mai? Cioè proprio mai? Io penso che ce lo meritiamo, invece no, come i crasti. Chiudiamo per il momento. C'è queste indicazioni, insomma, tecniche, diciamo, tattiche da parte dei nostri telespettatori. Sulla Casertana posso dire io che il mercato estivo è diverso rispetto al mercato invernale. Spesso e volentieri quando vai a fare mercato e trovi, vogliamo chiamargli gli scarti? Magari li prendi a poco prezzo e riesci a mettere insieme una squadra buona come ha fatto la Casertana, che il Catania ha affrontato in una parte di campionato in cui non era ancora amalgamata, diciamo, come squadra, e ha vinto 4-0, poi la Casertana da lì ha preso il volo e sta facendo molto bene. Probabili formazioni, partendo dal Benevento, probabili formazioni del Vigorito, con Ferrante e Marotta lì davanti, il dubbio fra Benedetti e Rillo
come braccetto di sinistra. Rillo è un giovane, un giovanissimo, dovrebbe giocare Benedetti. A centrocampo invece, se gioca Agazzi in regia, potrebbe scivolare, potrebbe uscire Pinato e Thalia spostarsi alla mezzala sinistra. Questa dovrebbe essere la formazione di partenza con il 3-5-2 del Benevento. Per quanto riguarda il Catania, è vero che c'è il 4-2-3-1 di partenza che conosciamo benissimo, ma sappiamo anche che il Catania è una squadra camaleontica, così la vuole disegnare Lucarelli, no? E è una squadra che anche a partite in corso può cambiare. Dunque vi diamo delle diverse impostazioni che potrebbero essere con questi tipi di giocatori. Un 4-3-2-1 con Quaini che va a centrocampo insieme a Zanellata e Zamarini, Chirico e Rocca, con Dubiscas davanti, ma soprattutto un'impostazione che, la vediamo nella seconda grafica, potrebbe vedere Quaini dietro, con la difesa a 3, è un Catania che si schiererebbe in questo caso a specchio rispetto al Benevento, quasi a specchio. Bravo Alessandro, rettifica giustamente, insomma, io non faccio l'allenatore, ma questa è la situazione che potremmo vedere a partite in corso, chissà mai anche prima, diciamo anche inizialmente, per quanto riguarda il Catania. Andiamo a vedere gli arbitri della partita, arbitro e assistenti della gara del Vigorito. L'arbitro è Di Paola, dunque un calabrese, e poi gli assistenti Cravotta di Città di Castello e Romano di Isernia. E chiudiamo invece, come al solito, con la nostra top 11, che questa volta Gianluca abbiamo disegnato con uno schema, visto che in questi giorni, caro Alessandro, si parla di Superlega, di tutto quello che succede a livello europeo, noi l'abbiamo schiata con un 3-2-3-2, che è uno schema molto da Champions League, diciamo, giallo, però con giocatori di un certo livello. Sì, la devo commentare io. Sì, la facciamo commentare. No, la facciamo commentare. Qualcuno la dovrà commentare. Ale, 3-2-3-2 ci può stare, poi in Serie C soprattutto. No, certo. se hanno trovato un altro Guardiola che è in grado di reggere e di giostrare. No, sono giocatori che in questo momento stanno sicuramente facendo bene. Il modulo lascia perplesso, però per inserirli in questa top 11 dai, ci sta. Fra parentesi sono tanti abitué. D'Ausilio e Lombardi comunque sono due esterni che fanno anche la fase difensiva. D'Ausilio l'ho visto un 3-4-1-2. Esatto, l'ho visto anche a Cerignola, insomma un giocatore di livello di sicuro. Ci sono degli abitué, li vedete un po' l'ossatura della squadra, Starita, Murano, Leone, Thiam, sono giocatori che ci sono praticamente sempre in qualsiasi modulo. Noi decidiamo di schierare questa top 11. Ma questa top 11 da chi viene? Viene stabilita da Gianluca Russo e da Naomi. Si riuniscono? No, stiamo scherzando. Quindi in realtà una domanda intelligente, Alessandro. Stiamo scherzando. Ci sono dei dati insomma, che vengono. Mi incuriosiva perché di solito. Dati percentuali, un po' quelle che utilizziamo per farvi vedere le grafiche durante la trasmissione, che messe insieme individuano dei giocatori meritevoli non per voto di un giornalista o di un tecnico, ma appunto per questi dati incrociati che c'è poi anche l'usanza ormai che oggi possono essere fatti messi solo con uno schema diverso. Infatti, come dicevo prima, tu trovi che Thiam c'è sempre, Leone c'è sempre, Bellic di solito c'è sempre, insomma sono dei giocatori che stanno facendo benissimo e dunque rientrano in tutti gli schemi. Che hanno mercato anche ora a gennaio probabilmente. Esatto. Sarà difficile, per esempio il Leone della Juve Stabia sta facendo bene, ma veramente bene. Probabilmente la Juve Stabia sarà tentata, soprattutto se capisce che può valerne la pena. Probabilmente è un giocatore che ha già mercato in categorie diverse, quindi insomma si vedrà anche che cosa succederà in questo mercato di gennaio, se sarà rivoluzionato anche un po' il campionato, oltre quello che speriamo rivoluzionare il Catania in positivo. Alessandro, io ti ringrazio. No, grazie a voi per l'invito. Grazie per la tua partecipazione, come sempre. Saluto anche Gianluca Russo. Ciao, Marco, e noi ci rivediamo con l'anno nuovo. Ne approfitto anche per fare gli auguri a tutti e due. Noi invece ci rivediamo fra pochissimo con me e con Naomi, parleremo di pallavolo, ma non solo, ancora di calcio fra poco.
Quarta e ultima parte della nostra preview di oggi, parleremo di pallavolo e lo facciamo con piacere con l'opposto della Saturnia Farmitalia Catania, Paul Buchegger. Ciao Paul. Ciao, buonasera. Allora, saremo da te fra pochissimo. Intanto parliamo ancora un attimo di calcio perché andiamo a vedere delle immagini che sono del campo di Maletto, è un campo in erba, come vedete, sintetica. Il campo a giugno sarà intitolato a Stefano Bonina, con un quadrangolare di calcio a cui prenderanno parte grandi nomi del mondo dello sport e non solo. Ieri c'è stata la conferenza stampa in cui è arrivato l'annuncio di Andrea Bonina, figlio di Stefano, un'occasione a 9 anni dalla scomparsa proprio di Stefano, avvenuta a causa della SLA, per parlare anche di una grave malattia come la SLA, appunto, e in generale delle malattie genetiche, ma anche per riflettere sul valore della solidarietà. Insomma, quando calcio e solidarietà vanno d'accordo, quando lo sport va d'accordo con la solidarietà, è sempre un dato importante. Vedete queste bellissime immagini di questo campo che appunto sarà intitolato a Stefano Bonina, appunto a partire dal mese di giugno. Andiamo a sentire due interviste in tal senso, una ad Andrea Bonina, le sue dichiarazioni, e poi il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Siciliana, Sandro Morgana. Sentiamoli. Abbiamo finalmente realizzato un sogno, l'intitolazione del campo sportivo comunale di Maletto a mio padre, Stefano Bonina, ex presidente della squadra di calcio del Maletto negli anni '80, ha fatto tanto per il territorio, ex imprenditore anche al porto di Catania per 40 anni nei servizi marittimi, quindi era stato un giusto riconoscimento che la prefettura di Catania ha accolto l'istanza del comune di Maletto ad aprile 2023. Quindi siamo riusciti a titolare il campo sportivo a mio padre Stefano Bonina, che da oggi si chiamerà Stadio Stefano Bonina. Ma c'è, come dire, anche un altro aspetto, che è quello che il mondo dello sport, del calcio, proprio perché determina integrazione sociale, proprio perché fa bene alla salute, proprio perché determina movimento di donare, deve fare anche attività di solidarietà. Deve aiutare i più deboli, deve aiutare coloro che vengono colpiti dalla violenza, quindi deve fare un'azione solidaristica generale attraverso la quale determinare proprio partecipazione. Ecco, partecipazione, lo sport, la solidarietà, l'inclusione sociale, insomma. Andiamo a parlare adesso di pallavolo, lo facciamo con Paul, insomma, perché c'è una partita importante. C'è una partita importante che vi attende il 26, è l'ultima del girone di andata e giocano l'ultima contro la penultima. Sappiamo che la penultima si salva, ci sono 2 punti di distacco fra Catania, che arriva a quota 4, e il Taranto, che arriva a quota 6. È una partita, non dico già decisiva, ma comunque importante per questa stagione, Paul. Sicuramente molto importante, già lì arriviamo, sappiamo che finora eravamo molto in difficoltà, secondo me questa sarà una partita proprio da vincere, affrontarla come una finale che sarà decisiva per come finisce la stagione per noi, secondo me. E ovviamente andiamo a Taranto a cercare la vittoria. Loro sono una squadra particolare, no? Lo dicevamo anche nel fuori onda, hanno perso tutte le partite finora, ma 6 di queste partite le hanno perse 3-2. Ricordiamo che nella pallavolo, quando si perde al tie break, si guadagna un punto in classifica, non è come nel calcio, ecco, in questo senso. Sì, esatto, cioè noi abbiamo una vittoria e una e siete partita, sotto. E siamo sotto. Siete sotto. È così, lo sappiamo, sicuramente hanno fatto bene in queste partite, perché se no non arrivi al tie break. Sono, secondo me, non da sottovalutare. Noi sappiamo, abbiamo già guardato il video, secondo me siamo preparati bene per questa partita. Come ho detto, sarà tosta, fuori casa sempre scomodo, però siamo pronti, secondo me. Anche perché al tie break ci siete arrivati voi nell'ultima partita, che è una partita che però ha dato delle sensazioni importanti, credo. Avete guadagnato un punto, stiamo parlando della partita con Modena, che possiamo anche, ecco, che adesso fra un po' partirà nelle immagini. Un po' più sotto, però, sì, un po' meno, però sì. Insomma, diciamo, sei un protagonista di questa Superlega. Sì, cerco di dare il mio massimo, ovviamente. Finora personalmente credo che sta andando bene, ovviamente quando perdiamo è sempre una brutta sensazione, però spero di continuare così personalmente e poi
guadagnarci altre vittorie. Altre vittorie, chiaro, sarà importante quello che succederà a Taranto e poi nella seconda parte della stagione. Naomi, torno a te per sapere se ci sono messaggi anche per quanto riguarda la Saturnia e la pallavolo. Sì, scrivono, praticamente intanto hanno dovuto cambiare anche inquadratura, un gigante, forza Saturnia. Ancora Polli, imprescindibile per questa squadra, grande, continua così. L'altro messaggio scrivono, da quando avete dato spazio anche alla pallavolo mi sto appassionando a questo sport e poi che soddisfazione vedere il Catania così in alto. Grande Paul. Ecco, allora, insomma, a parte l'inquadratura che è vero in effetti, d'altro canto voi dovete essere alti per forza, per di più tu giochi opposto, per cui sì. Insomma, Superlega è anche emozionante credo per voi confrontarvi, voi siete abituati, ma confrontarvi con giocatori di livello incredibile, perché insomma l'abbiamo sempre detto, questo è il campionato più importante del mondo per quanto riguarda la pallavolo. Sì, certo, se guardi tutte le partite hai i giocatori più forti del mondo dall'altra parte, è molto bello come sensazione, secondo me è veramente un campionato molto molto forte, il più forte del mondo secondo me. Sì, come abbiamo fatto l'anno scorso, la A2, è veramente un gran passo in A1, però è molto bello di giocare. È molto bello giocare con questo pubblico anche, no? Sicuramente, sì. Ovunque, a Catania, ma anche da altri palazzetti, è sempre pieno, molto bello l'atmosfera. So che ci sono stati anche i tuoi familiari, tu sei austriaco? Sì. Giusto? Sì. Ci sono stati anche i tuoi familiari contro Cisterna, avete vinto anche la partita, per cui insomma, dovresti pagargli il viaggio tutte le volte, perché esatto, in teoria vuol dire che portano bene. Sì. No, i miei genitori, la mia famiglia cerca sempre di venire, di visitarmi qualche volta, ovviamente anche loro lavorano, non possono stare sempre qua, però è andato bene, quando erano qua abbiamo vinto. Avete vinto, per cui insomma diciamo che sotto l'aspetto della fortuna, che insomma noi qui italiani lo sai, ci teniamo molto a questo aspetto della scaramanzia. Vediamo cosa succede invece, voglio tornare da Sergio Colosi, ultimo collegamento con te Sergio, per avere gli aggiornamenti del Franco Scoglio, la partita fra Messina e Monopoli. Sergio, a te. 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa tra Messina e Monopoli. Il risultato è quello in cui si è chiuso il primo tempo, cioè di 1-1, con i gol realizzati al 20° da Franco e al 46° nel primo minuto di recupero il pareggio di Starita. Partita che dopo un ottimo inizio da parte del Messina è diventata equilibrata nella parte finale di primo tempo con il pareggio degli ospiti, e lo è nel corso di questi primi 10 minuti della ripresa, dove non ci sono state occasioni né da una parte né dall'altra. Ricordiamo, con l'eventuale pareggio il Monopoli fermerebbe la serie di 4 sconfitte consecutive, mentre il Messina porterebbe a 4 i risultati utili con 2 vittorie e 2 pareggi. Entrambe raggiungerebbero quota 19, ma sarebbero dentro la zona play out. Risultato di 1-1, e se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Sergio Colosi, ovviamente tutti gli aggiornamenti relativamente alla partita del Messina nei nostri telegiornali a partire da domani mattina presto, con insomma la cronaca della gara e della partita. Vi dico, Tarantolatina ancora sull'1-1, l'Avellino ancora in vantaggio in casa del Crotone, appunto come abbiamo sentito. Messina Monopoli 1-1. Torno da te Paul per fare insomma per chiederti che cosa ti aspetti. Abbiamo detto quanto sia difficile, ma che prestazione ti aspetti dalla tua squadra nella partita del 26 di dicembre in casa di Taranto? È una partita al massimo, dobbiamo andare lì a giocare per vincere, basta. Ci sono poche occasioni di affrontare questa squadra, 2, una sarà quella di 26. E una sarà al ritorno? Al ritorno, l'ultima del campionato, vogliamo andare lì a fare 3 punti. Poi abbiamo una trasferta lunga il 25 in Pullman. Ecco, partite il giorno di Natale fondamentalmente. Esatto, poi un allenamento di là e poi però testa alla partita.
e voglia di portare a casa, questi 3 punti. Paul, io ti ringrazio della tua partecipazione, della tua simpatia, come tutti i giocatori che si sono succeduti su questa sedia appunto della Saturnia. In bocca al lupo, anche se non si dice, non so, voi in Austria non siete scaramantici. No, non ecco, noi tanto. sì, per cui insomma fai qualcosa di qualche gesto scaramantico, non che si possa vedere ovviamente. Naomi Moschitta, un abbraccio anche a te, un saluto e tanti auguri. Ci vediamo domani, ovviamente, che è vero, gli auguri ancora, ci vediamo domani per la partita. Ricordiamo che c'è la diretta della partita con il Benevento, ovviamente la nostra diretta stadio, con i collegamenti dallo stadio Vigorito e poi ovviamente le interviste nel post gara. Noi invece con preview ritorneremo il 5 di gennaio. Una buona serata a tutti voi.